Il mare non restituirà probabilmente altri corpi per oggi. Ancora ferme le ricerche del naufragio avvenuto giovedì davanti a Lampedusa. Il forte vento di scirocco e il mare forza 4 stanno impedendo ai sub di immergersi nel punto in cui è affondato il peschereccio. L'enorme bara di metallo che potrebbe contenere ancora decine, forse centinaia di cadaveri giace a 47 metri di profondità in mare, a 1,5 miglia di distanza da Calacroce, dagli scogli di Lampedusa. Le ricerche vanno dunque avanti al momento solo con gli aerei e gli elicotteri della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che si alternano in volo per controllare lo specchio di mare attorno al punto in cui è avvenuto il naufragio. Secondo il racconto dei sopravvissuti, in mare dentro il relitto che si trova sott'acqua potrebbero esserci ancora 200 cadaveri. La procura di Agrigento intanto non ha aperto alcuna inchiesta sui soccorsi prestati in mare ai migranti che erano sul barcone naufragato. Alcun fascicolo è stato istruito né su civili né su militari e forze dell'ordine. Una denuncia sarà presentata invece alla Procura Militare di Napoli da un generale dell'Aeronautica Militare in congedo, Vittorio Scarpa, che ha annunciato l'iniziativa per fare chiarezza su chi e perché non avrebbe avvertito la Guardia di Finanza del naufragio. Secondo la ricostruzione dei fatti, 2 motovedette delle Fiamme Gialle sarebbero rimaste attraccate al molo Favarolo. Da Porto Empedocle intanto 140 bare sono già giunte a Lampedusa. Serviranno intanto per i 111 cadaveri recuperati e accertati. Ieri in serata la Presidente della Camera Laura Boldrini si è recata a Lampedusa e ha detto: nulla dovrà essere più come prima, perché altrimenti tutta questa solidarietà e attenzione nei confronti dei migranti non avrà senso. Boldrini ha anche sottolineato che c'è gran bisogno di una buona politica nel nostro Paese. Perché tutto questo abbia un senso, perché dobbiamo dare un senso anche ai gesti simbolici. Io credo che nulla dovrà essere più come prima, nulla dovrà essere più come prima, perché altrimenti il nostro stato d'animo, tutta questa commozione, questa solidarietà non avrà senso. E allora che cos'è che non dovrà essere più come prima? Intanto penso che dovremmo riconsiderare le nostre politiche verso i paesi di origine dei richiedenti asilo che rischiano la vita in mare, i paesi di origine. Rilanciare una politica che dà conto del perché questo accade, perché intere generazioni di eritrei lasciano quel paese, uomini e donne, perché?